Benvenuti allo Sport City, via Alvaro del Portillo. Questa è la Serie A2, settima giornata di fronte a Clifton Sport Plus e Real Gimmer. Fideli e rinvio per il Real Gimmer, anticipo però di Tozzo che recupera palla, bel tunnel di Tozzo, attenzione, si presenta in area e segna dopo la carambola, la parata sbagliata di Fedeli che chiede scusa ai compagni, non basta, 1-0 del Clifton Sport Plus. Tozzo. Angolo per il Clifton, palla giocata corta, fuori c'è il dribbling di Fiore, Fiore si presenta in area e segna il 2-0 raddoppio immediato del Clifton Sport Plus con Fiore, bel dribbling, scarico in rete. Occhio al contropiede del Clifton, lanciato, adesso è scoperto il Real Gimmer, in svantaggio, c'è il cross dentro, prova il tiro, la traversa, poi la carambola su Pfeiffelman che non riesce a salvare nemmeno con le mani, anche la sfortuna per il Real Gimmer. Siamo 3-0 per il Clifton Sport Plus. Palla a Scamarcio, steso e calcio di punizione. Sta per partire, crediamo, Fiore, andrà al tentativo di trasformazione col sinistro, parte Fiore, rete 4-0 del Clifton Sport Plus, dominio assoluto, poker di Fiore da punizione. Palla sulla sinistra, c'è l'assist dentro per Tozzo che si gira e fulmina Fedeli nell'occasione. 5-0, gran gol di Tozzo che si libera del difensore e scarica di potenza in porta. Real Gimmer finalmente in avanti con orgoglio con Barbieri, Barbieri in azione personale, prova il destro, parato. Briotti prova a scucchiaiare per Tozzo che stoppa di petto, si coordina col destro esterno della rete. Clifton che continua ad attaccare qui con Falsetti che scarica dietro per Briotti, può tirare, ci prova, palo pieno. Real Gimmer in area di rigore, c'è il tiro, il giocatore viene però messo a terra, è calcio di rigore. Si presenta Barbieri dal dischetto, andrà col destro, Barbieri di potenza, sotto l'incrocio il gol della bandiera del Real Gimmer, siamo 1-5 però. Clifton che attacca ancora, arriva il triplice fischio del direttore di gara, vittoria tonda, meritata, netta per 5-1 del Clifton Sport Plus che domina tutto il match contro un Real Gimmer che ha reagito solo nel finale. Loro erano più veloci, giochiamo noi male il pallone, quindi tutto viene da solo perché loro giocano la palla, riescono a giocare la palla, noi siamo più lenti, meno tecnici e non si poteva fare niente.